fa male, che io lo percepisco che è male, ma in quel momento mi sta insegnando una lezione. Cosa non voglio essere, cosa devo ancora imparare, magari su quale parte devo ancora migliorare. Ma ti ripeto, ti sto facendo degli esempi generici perché non conosco la tua vita. Se vuoi, Mirko, mi puoi scrivere in privato e possiamo andare più in fondo alla situazione. Quando hai ricevuto questo male, quanta fiducia avevi tu, in primis in te stesso e poi nell'altra persona? Anche io, come te, Angela, quante cose ho scoperto di me, quanto ho imparato dagli altri. Sì, Enza, sì, io ho avuto tanto, anche se indirettamente da alcune